Rieccoci alla rassegna stampa del TG Plus. Oggi è l'8 giugno, buongiorno, sono Barry Mason, come sempre eccomi qua per le prime pagine partendo dalla provincia di Padova. Vediamo nuova questura, 12 milioni per accelerare il progetto. Questa è la notizia del giorno, diciamo per il comune di Padova ha ottenuto i fondi dal Ministero dell'Interno per l'aumento delle spese. L'iter si era bloccato, entro fine mese sarà pronto il bando cantieri nel 2025. Il riscatto degli operai licenziati, la loro Coop festeggia 10 anni. Questa è la fotonotizia che vediamo a centropagina, che dà anche un certo tocco di colore. Purtroppo ci sono anche notizie di cronaca brutte: in auto contro un platano, muore nello schianto, colpo in villa, i ladri fuggono con Rolex, gioielli e soldi. Bella notizia, piantati in città 10.000 alberi dopo la siccità. Ferie estive, più soldi per coprire le assenze. Qua riguarda la faccenda dell'ospedale. Andiamo invece a vedere il Gazzettino. Il Veneto invecchia, case di riposo senza posti purtroppo, e a Padova in cella per stupro post shock, chi mi ama mi vendichi. E questa è una faccenda che sta andando avanti abbastanza spinosamente, notizia dei giorni scorsi di cui già abbiamo parlato. Ansia per il Papa che sta bene, questa anche è una notizia che è di carattere nazionale. Francesco operato all'addome per 3 ore, il chirurgo è andato tutto ok, non ha altre patologie. E a Adria, una 19enne, la più giovane d'Italia, tra pochi giorni avrà l'esame di maturità. Vittoria, assessore prima della maturità. Sapete che dai 18 anni in poi comunque ci sono incarichi politici che si possono sostenere, e sarà, io vorrei dire a lei auguri ragazza, perché forse non sai di che cosa stai a cosa stai andando incontro, ma sono esperienze che consiglio veramente a tutti. Corriere del Veneto, agenti e torture, 2 le inchieste, ne abbiamo parlato anche ieri. Tosi è stato nostro ospite, vediamo oggi quali saranno gli approfondimenti. Uno potrebbe essere anche Crisanti, che lo vediamo qui di fianco. Comunque spunta un'indagine parallela su altri 2 poliziotti, 3 magrebini picchiati nell'acquario. Covid, la linea Crisanti bocciata al processo di Bergamo, magari lo raggiungeremo, ma le Dolomiti, 7 crolli in 3 anni, non è tanta roba buona. Il cambio del clima però ha un ruolo. Suicida in cella, vogliamo giustizia. Vedete che ancora si parla molto di questo caso. Andiamo a vedere anche la parte padovana di Notizie Plus, ce l'abbiamo qua. Vedete che anche da noi arrivano 12 milioni, anche nel nostro giornale la notizia che arrivano 12 milioni di euro per la nuova questura. E poi da Padova a Parigi in bicicletta per raccogliere fondi, 2 nuove lauree a UniPD e la settimana di novità per la ZTL in punto. Insomma, si vede il punto della situazione, ci sono tante cose nuove. Grazie, a domani.